Abbiamo firmato un progetto assieme alla Fondazione Tina Anselmi per il sostegno alla fragilità, sostegno all'autonomia, sostegno a questi ragazzi che fanno delle prove tecniche di vita assieme, comune, di autonomia. Davvero un bel regalo per le feste natalizie, quello che la fondazione, che ha la sede all'ombra di Porta San Tommaso a Treviso, ha portato a quella castellana dedicata a Tina Anselmi. 6.000 euro all'anno per 3 anni e per 2 progetti di vita all'anno, grazie ai quali alcune persone fragili potranno sperimentare dei percorsi mirati all'abitare indipendente, all'inclusione scolastica, lavorativa, sportiva e ricreativa, costruiti su misura grazie all'equipe di professionisti della Fondazione Tina Anselmi. Un segno di condivisione di valori e di prossimità, e speriamo che sia l'inizio davvero di un grande percorso insieme all'interno di questo futuro di accompagnamento personalizzato ai progetti di vita di tutti, che sono progetti di inclusione e di qualità. Le aspettative di vita per persone fragili sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni e il 50% delle persone con disabilità gravi può contare solo su genitori per la cura e l'assistenza. Tuttavia, sempre più persone con handicap sopravvivono ai loro familiari, mentre i servizi per chi ha problemi di salute mentale sono molto frammentati. Ecco che grazie a questo finanziamento, ma anche ad un appartamento messo a disposizione alla Fondazione Anselmi, ogni anno 2 persone con disabilità potranno dimostrare non solo a Castelfranco, ma a tutta la Marca, che grazie alla solidarietà senza confini un futuro indipendente è possibile anche per loro.